Scopre delle cose un po' particolari per quanto riguarda il dottore. Non è tanto dottore, ma in realtà lei è un artista. Come ha cominciato a essere, diciamo così, creativo nell'ambito dell'arte presepiale? Ma tutto è iniziato nel 2003, nell'aprile è nato il mio primo figlio Samuele, nell'ottobre mi reco a un convegno a Napoli con dei miei colleghi medici del Cividalese. Durante il soggiorno a Napoli visitiamo la città e andiamo nella mitica San Gregorio Armeno. San Gregorio Armeno c'è stata come una folgorazione. Guardando queste statuette, guardando questa capanna che poi io ho portato a casa, mi è uscito come un flash di quando ero bambino e mio padre ogni anno mi faceva il presepio. Per anni poi avevo dimenticato la professione di medico, 15 ore al giorno non mi lasciava spazio ad altre alternative. Però quell'anno l'incontro, il figlio nato, la capanna è stata, ripeto, una vera folgorazione. Mi sono così innamorato di quella capanna che me la sono portata a casa. Ma portata a casa come? E qui c'è un aneddoto bellissimo. Innamorato, c'era come il flash, come ho detto, il ricordo di tutti gli anni precedenti della mia vita da bambino, associato al mio figlio appena nato. Non avevo nemmeno pensato, solo quando sono arrivato all'aeroporto mi sono reso conto che il pacco era abbastanza grande, era difficile forse farlo passare, ma non ho avuto remore. I colleghi mi hanno fatto passare per prima lungo la scaletta e quando sono salito questa hostess che mi dice no, assolutamente, lei non può portare questo pacco. Ma scusi, come non posso portare il pacco? Quindi se aveste visto i rumori, le grida dei miei colleghi, per cui un comandante affacciarsi proprio lì vicino alla hostess e chiedere ma scusi che succede? E io appunto che gli spiego, scusi comandante, guardi, ma questo sì è un pacco, ma è una capanna. E sentire questo comandante, me lo ricordo ancora a distanza di 20 anni proprio, quello appunto che ha detto, sono napoletano, capisco questi sentimenti. Beh, credetemi, complimenti, devo fare complimenti al comandante perché anche lui è testimone e anche lui ha fatto questi presepi. Se non ci fosse stato lui probabilmente avrei abbandonato tutto quanto, ovviamente. Certo che dal 2003 a oggi è passato del tempo anche per questo mio presepio, di cui vi do un attimino le informazioni. Inizialmente, come avevo detto, era abbastanza rudimentale, era provvisto solo di questa capanna, dei personaggi comperati sempre a San Gregorio Armeno, delle prime statue sempre di San Gregorio Armeno che si vedono. Ovviamente, come ho detto, i primi anni i bambini giocano con il presepio ed è anche giusto, a parte il fatto che a 4 anni i miei figli già sapevano i nomi dei re magi, Melchiorre, Baldassarre, Gasparre. Anche nell'arco del tempo poi ogni anno ho cominciato a cercarmi qualche cosa di nuovo. C'erano degli artigiani, anche friulani, di Udine, e i pezzi che io ho cominciato
a costruire un po' alla volta, sono tutti pezzi originali, autentici. Peccato che anche questi artigiani sono andati in pensione, quindi non fanno più. Sono pezzi, esempio il panettiere, questo che fa il burro, la lavandaia, il cuoio, che lavorano il cuoio, e ogni anno un pezzettino alla volta è stato immesso, e da orizzontale sono sempre più salito nell'arco del tempo. Sto anno penso che sono arrivato forse anche al massimo di quello che si possa fare. Notare i particolari solo, e sono belli anche questi, quello dei sassolini di ogni genere e tipo, buttati appunto da ogni parte per cercare di ricostruire proprio la natività come era una volta.